Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In Friuli Venezia Giulia 220.000 persone non hanno prenotato la terza dose, numeri che preoccupano se sommati a quelli dei cittadini che non sono vaccinati, e la situazione si ripercuote sull'attività degli ospedali. Il servizio sanitario regionale tiene, ma è sotto fortissima pressione in questa quarta ondata Covid. Come se non bastasse la carenza di personale, tra contagiati e non immunizzati, a complicare la situazione negli ospedali sono gli accessi di persone non vaccinate. Ora preoccupa anche l'elevata percentuale di cittadini che non ha effettuato il richiamo. In Friuli Venezia Giulia, su 1.198.000 abitanti, siamo arrivati a circa 940.000 vaccinati. Sono 470.000 coloro che si sono visti già somministrare la terza dose, quasi 220.000 quelli che hanno fatto la prima e la seconda, ma non hanno ancora prenotato la terza. Lo ha evidenziato questa mattina il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che si è recato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine con il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale. Speriamo di essere davanti ad una fase finale di questa storia, almeno con queste dimensioni. Quindi il personale diventa ancora più importante nel momento in cui ci sono forti infezioni tra personale e purtroppo c'è una quota anche di personale non vaccinato. A venerdì contavamo circa 90.000 posti in agenda liberi per la terza dose, soltanto a gennaio. È evidente che questo è un tema che distingue questa regione e che purtroppo facciamo fatica a vedere le persone che scelgano di fare l'unica cosa che è necessario fare. Abbiamo superato le 470.000 somministrazioni, abbiamo una platea intorno ai 900.000 e abbiamo oltre 200.000 persone che ancora non hanno chiesto di farla questa terza dose. Diventa determinante tra il mese di gennaio e il mese di febbraio chiudere questa cosa, perché chiudere questa cosa significherebbe ridurre sicuramente l'infezione, ma ridurre l'eventuale reinfezione a quella che è la domanda ospedaliera, perché questo è il nodo vero al quale noi dobbiamo fare maggiore attenzione, perché dietro la domanda ospedaliera c'è tutta l'altra sanità alla quale dobbiamo dare una risposta. In questo momento, a causa delle riduzioni necessarie per la limitata disponibilità del personale, soffre. E quindi ci sarà un lavoro molto importante perché la malattia poi non è che aspetta, no? Noi abbiamo garantito l'attività d'urgenza, l'attività oncologica, traumatologica, anche nelle misure che abbiamo varato nella riduzione della manovra ospedaliera, però è evidente che ci sono tante altre cose da fare che oggi stanno attendendo, e questo purtroppo è l'irresponsabilità di coloro che non si vaccinano, questo, perché la vaccinazione abbiamo visto tutti come sia una vera barriera. C'è chi ancora non è del tutto convinto, in particolare gli over 50, mentre i più giovani si avvicinano alla prima dose con meno dubbi. Sono alcune delle voci raccolte oggi all'Entefiera di Martignacco, dove sono state somministrate circa 2.000 terze dosi e 580 prime. Lo reputo mio dovere. Io credo fermamente nella scienza e nel vaccino e sono qui per la terza dose. Invito tutti a farla perché è una prevenzione. E chi invece resiste nel fare già la prima? Dovrà assumersi le sue responsabilità. Chi non vuole farlo dovrà assumersi le sue responsabilità. Io non auguro del male a nessuno, assolutamente, però dobbiamo cercare di prevenire per la nostra salute. Circa 2.000 terze dosi sono state effettuate al centro vaccinale di Martignacco, ma il 14 gennaio il Friuli Venezia Giulia toccava il picco di popolazione non vaccinata over 50, con una percentuale che va oltre il 10%. In circa 580 si sono presentati all'Entefiera per la prima inoculazione. Per essere sincero, anche io ero uno di quelli che non voleva farlo. Vedendo un po' in giro le cose come vanno, ho deciso di fare per la sicurezza mia e per gli altri. Farà la prima dose? La prima dose, sì. Come mai solo adesso? Perché io ho già avuto la malattia, per cui ho atteso un attimino prima di fare questo vaccino. Visto che adesso è diventata quasi un'imposizione, lo faccio. Appena fatto il vaccino, quanti anni hai tu? 18 anni.
Quindi sei alla prima dose? Prima dose perché ho avuto il Covid ad agosto. Ho aspettato 6 mesi e ho fatto la prima dose intera di Moderna. Ho visto un po' com'è la situazione, mi sono informato e ho deciso di vaccinarmi. La tua compagnia siete quasi tutti vaccinati? Com'è la situazione? Sì, per la mia compagnia sono tutti vaccinati. Ed ora vediamo i dati della pandemia con 2.993 nuovi contagi e 9 decessi. Su 3.594 tamponi molecolari sono stati rilevati 552 nuovi contagi con una percentuale del 15,36%, 15.908 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.441 casi, il 15,34%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 e pazienti ospedalizzati in altri reparti a 373. Il contagio colpisce maggiormente le fasce 0,19, 50, 59 anni. Si registrano 9 decessi di persone dai 93 ai 70 anni, 32 invece le positività nel sistema sanitario regionale e 55 nelle residenze per anziani. Il pronto soccorso di Udine è sotto pressione da ormai un mese e mezzo, gli accessi quotidiani vanno da 160 a 200, ogni giorno entrano tra i 15 e i 20 pazienti Covid, altrettanti sono in osservazione in attesa di trovare un posto reparto. Il personale è stremato, solidarietà e gratitudine è stata espressa oggi del direttore di ASUFC Denis Caporale, che ha visitato la struttura. Noi vediamo quotidianamente fra i 160 e i 200 pazienti divisi fra pronto soccorso Covid e non Covid. Nel pronto soccorso Covid ogni giorno noi visitiamo dai 15 ai 20 pazienti, ma abbiamo anche il gruppo dei pazienti, sempre fra 15 e 20 pazienti che rimangono stabili nell'attesa di poter avere un posto letto. Di questi pazienti, i pazienti non vaccinati sono quelli che poi più facilmente evolvono in maniera grave e che vanno incontro a un ricovero nei reparti intensivi e semi-intensivi, andando a riempire le terapie intensive. Abbiamo poi un numero di vaccinati che hanno patologie normali e sappiamo che questa variante Omicron comunque si diffonde diffusamente ma non dà malattia Covid, però questi pazienti, essendo positivi, hanno bisogno di essere isolati. Quindi noi stiamo lavorando in maniera importante su questi gruppi di pazienti, dividendo le nostre forze fra i due pronto soccorsi. E i periodi estivi ci hanno permesso di lavorare bene in pronto soccorso generale. Con metà dicembre abbiamo cominciato a riaprire il pronto soccorso Covid, quindi è un mese e mezzo adesso che siamo di nuovo sotto pressione con il personale che abbiamo, quindi con fatica, con rientri degli infermieri, con medici che appunto si spendono, OS che si spendono veramente al 100% per garantire le cure necessarie ad ogni paziente. Sì, il PS in questi giorni, in quest'ultimo periodo, è preso d'assalto, nel senso che ha numeri importanti, sta gestendo numeri importantissimi, il personale è allo stremo, quindi la direzione in questo momento, io come direttore generale, sono sentito di venire a portare i saluti e a ringraziare tutto il personale del PS. In realtà questa va estesa anche naturalmente a tutto quanto il personale sanitario, anche al di fuori del PS, ma simbolicamente il PS è il primo punto dove naturalmente le persone con Covid e senza Covid naturalmente accedono ai presidi ospedalieri. Naturalmente se il numero dei vaccinati aumentasse, il numero di accessi per Covid in PS sarebbe sicuramente ridotto. Una notizia di cronaca: esce di strada e si schianta con l'auto contro un muro lungo la statale 13 Pontebana a Venzone, rimanendo incastrato all'interno dell'abitacolo. Vittima dell'incidente un uomo di 50 anni della zona che è stato soccorso intorno alle 20 di ieri. L'uomo è stato poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è grave ma non in pericolo di vita. Ed ora andiamo a Pordenone, dove si cercano nuove aree di sosta a pagamento per risolvere il problema della carenza degli stalli a disposizione. A Pordenone si studia la possibilità di avere nuove aree di sosta. La carenza di stalli, soprattutto in prossimità del centro, si fa sentire. Così sul tavolo dell'amministrazione comunale sono arrivate due proposte che riguardano i parcheggi in struttura. La prima contempla la possibilità di realizzare un multipiano interrato in Piazza del Popolo, davanti alla prefettura. La seconda invece di ampliare l'area di sosta al Vallona. Ci sono dei temi riguardanti nuovi, anche nuove aree, nuovi multipiani che si stanno in qualche modo valutando. Uno è quello legato al progetto di Piazza del Popolo che l'amministrazione comunale sta portando avanti. Una parte dei fondi sono stati ottenuti, mancano chiaramente altri. Di pari c'è un ulteriore
l'attività insomma, che riguarda una evidenza che abbiamo messo sul tavolo della discussione con l'amministrazione comunale, ed è riferita alla possibilità di poter ampliare il Park Vallona, oggi uno dei maggiori multipiani dove vi è una richiesta importante di utilizzo. Rimaniamo a Pordenone, dove è stato assegnato un importante riconoscimento per le ciaccole di Piazza 20 Settembre. Il ristorante ha ricevuto la certificazione di eccellenze italiane. Le Ciaccole 2.0 ha ricevuto riconoscimento eccellenze italiane. Il bar-ristorantino di Piazza 20 Settembre a Pordenone è entrato a pieno titolo in quel circuito internazionale che ha l'obiettivo di individuare e valorizzare tutto ciò che di meglio in termini di cultura, servizi e prodotti risiede nella tradizione italiana, il Made in Italy inteso come frutto dell'artigianato, delle imprese locali e familiari. Dopo le numerose segnalazioni hanno deciso di venire a sorpresa a valutare il nostro operato e hanno deciso di conferirci questo premio, di cui noi siamo estremamente grati. Sono venuti senza dire niente, ovviamente, ci hanno fatto un po' di domande, hanno provato, hanno mangiato, hanno bevuto, dopodiché hanno constatato che la qualità era quella che si aspettavano, l'accoglienza era quella che si aspettavano e hanno detto noi ci congratuliamo, siete il locale che noi cercavamo. Felice anche Sonia, dolce metà di Antonio da 12 anni. Il segreto appunto di questa vittoria è la passione che ci si mette in questi piatti, perché non basta cucinare e finita lì, c'è tutto un lavoro dietro di preparazione, di amore che si mette nel piatto, e sicuramente la materia prima che noi ricerchiamo deve essere di alta qualità. Con oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, il suo ultimo singolo e videoclip in sole 2 settimane ha conquistato la 6ª posizione nelle classifiche musicali. Lei è la cubana friulana Elis Leon, che spopola in rete con il lancio del suo ultimo singolo a Madrid. Perdona si no digo nada, perdona si me quedo aquí, esquivándote con... Elis Leon, la cubana friulana, vive da 9 anni a Lignano Sabbiadoro, spopola le reti col suo nuovo singolo con più di 2,4 milioni di visualizzazioni su YouTube. La cantante ha fatto il lancio del singolo a Madrid il 21 dicembre e già nei primi 10 posti nella classifica della musica in Colombia e Messico, occupando il posto numero 6. Anche il videoclip ha più di 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, registrato tra Dubai e Parigi. Elis, insieme al produttore musicale del pezzo, Alejandro Garrido, anche lui friulano, stanno preparando il remix ufficiale del pezzo che uscirà a breve su tutte le piattaforme digitali, e anche una bellissima versione acustica registrata in uno dei locali della musica live più celebri e riconosciuti nel cuore di Parigi. Ciao amici di Telefriuli, io sono Elis Leon e volevo ringraziarvi tantissimo per il sostegno che mi date sempre, e volevo augurarvi un anno meraviglioso, pieno di benedizione, di tantissime belle cose per tutti quanti, per tutti voi, e niente, ci vediamo in giro. E chiudiamo con una notizia sportiva. Il Pordenone Calcio esce sconfitto nel posticipo della 19ª giornata del campionato di calcio di Serie B contro il Lecce allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro per 1-0, il gol di Gargiulo al 24esimo. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.